Sarà questo l'episodio 53? O forse no? Sarete voi a scoprirlo alla fine della puntata tramite un percorso sensoriale in cui vi trasporteremo io e il mio buon collega Zua. Ciao a tutti. Durante questa puntata ascolterete degli avvenimenti storici, alcuni veri, alcuni falsi. Starà Corretto. a voi decidere cosa è successo veramente e invece cosa si è inventata la nostra mente da criccetti. Questa sera vogliamo portarvi in questa storia, in questo percorso del territorio nostrano, tra l'altro. Certo. Sono storie appartenenti alla cultura veneta, Tutte locali. tutte locali. E come si usa fare? Perché ci siamo ispirati, diciamo, al gioco c'è Secret Hitler, che conosco, e Contadini e Lupi e Contadini. Lupi e contadini, Sì. ok, sì. Che sono Sì, dei sì, giochi sì. dove hai un ruolo e devi mentire spudoratamente per far vincere la tua fazione. Esatto. E in realtà non ti nego che mi sono ispirato anche a una sezione della settimana enigmistica in cui appunto c'era questo gioco, dati 3 fatti, trova quello vero e di conseguenza i due inventati. Grazie settimana di mistica. Grande fonte di ispirazione. Sì. Pensa quanti fatti devono inventarsi loro per tutto l'anno. 52. Esce una volta a settimana. Poi c'è il mensile, poi c'è... Ma anche lì, sai, mi sono sempre chiesto, adesso, cioè, ci sono dei software di intelligenza artificiale che generano il cruciverba o c'è ancora un omino che si mette là non scrivevano a sotto incastrare? fatto da... Sì, c'è sempre la firma. Sì. c'è la firma. Vabbè, magari c'è chi Infatti cita. negli anni in cui ci davo dentro, quella settimana enigmistica, ho odiato alcuni personaggi. Perché erano schemi troppo... Cioè... A tal punto da dire... Sì. Però oggi chissà se odieranno noi. Esatto. Oggi siamo noi dalla parte dello scrittoio. Ti lascerei la parola. Vuoi che comincio subito? Sì. con il primo? Ok. Siamo Adesso mi sono modernizzato, vedete, ho la mia agenda digitale anch'io, per raccogliere i miei fatti veri e non veri da raccontarvi. Allora, io comincerei con la storia di una confraternita. Ok. Nello specifico, la confraternita dei Bigue in salsa. Ok. Un sodalizio in difesa della buona cucina veneta, come cita la pagina che sto leggendo in questo momento. La confraternita dei Bigue in salsa nasce con lo scopo di salvaguardare e diffondere l'antica e originale ricetta dei Bigue in salsa. Ovviamente, non ce l'aspettavamo. Che vanta oltre 400 anni e ha assolto con suo successo nella sua vita trentennale, un'associazione nata una trentina di anni fa, il suo compito con un'intensa attività organizzativa, filantropica e culturale. È presente con costante e significativa frequenza sui giornali quotidiani, riviste, periodici, pubblicazioni e in varie trasmissioni televisive italiane e straniere, con conferenze e presentazioni di libri. Offre supporto a manifestazioni sportive ed enti associazioni di volontariato o a quelli che operano nell'enogastronomia e nel turismo. Questo per farti un po' una sintesi. Sono andato anche a approfondire nel dettaglio e è molto interessante perché vedi proprio le immagini di questi personaggi togati con tutti i loro scialli, il loro stemma anche. Danno anche dei premi, dei riconoscimenti con proprio il logo di questi Bigo in salsa, insomma. Per chi non lo sapesse, Bigo è uno spaghetto. È uno spago, sì. Uno spaghetto molto grosso che viene servito con salsa al pomodoro. Io non so se è proprio Bigo in salsa nostro, la salsa c'è anche dentro una parte di pesce. Sì, allora, mea culpa, non sono espertissimo. Mi pare che ha un qualcosa con le acciughe, ma non vorrei dire una baggianata. Però ci sono, dai. Allora, so che la mozzarella in carrozza originale nasce con l'acciuga e l'acciuga comunque è molto usata anche nei cicchetti che trovi nei baccari veneziani, quindi mi pare che abbia a che fare con l'acciuga. Però non metto la mano sul fuoco su quello che sto dicendo. Però è una confraternita che potrebbe Però esistere. posso dirti che potrebbe esistere, bravo che hai messo il condizionale, potrebbe esistere questa confraternita di Bigo in salsa che difende appunto questa ricetta nata oltre 400 anni fa e che appunto si occupa di attività, di promozione, di mille altre cose nel territorio. Beh, c'è la confraternita del formaggio, così il formaggio puzzone. Quello trentino? No, il puzzone, sì. Il puzzone è un formaggio.
Ok, e ci deve essere la confraternita di questo formaggio qua, quindi probabilmente esiste anche questa. Però andiamo alle conclusioni più Ti tardi. lascio, esatto. Io invece ho due storie. Tiriamo dopo le conclusioni. Io ho due storie del territorio veneto, una vera e una inventata. Ah, ok. E allora è piuttosto il tuo. Io ti ho messo 2 bugie. Ecco, ce la giochiamo. Dai. Allora, Sono malvagio. la prima si svolge a Caorle. Ok. Questa è la storia della chiesa della Madonna dell'Angelo di Caorle. La Bella. Madonnina. Sì, ok? sì, la chiesa della Madonnina. Si narra che questa chiesa è stata eretta lì perché? Perché dei giovani pescatori che scendevano sull'Ivenza per andare sul mare, Ok. durante il loro percorso, più o meno addirittura si dice all'altezza proprio di Cacorniani, Ok. che è lì nelle vicinanze, Sì, per chi non è mai sì. stato a Caorle, dove devono averci girato anche un telefilm a Cacorniani, mi sa. Non A un me passo lo dal mare. sì, sì, bravo, bella questa. Scusate, Bella. scusate. Mentre si intrattenevano da questo telefilm, probabilmente, avevano trovato praticamente dentro l'Ivenza un busto della Madonna in marmo. Ok. Insomma, si sono messi d'accordo, hanno detto, boh, lo tiriamo su. Provano ad alzarlo, ma talmente era incastrato nella melma che non riuscivano. Poi i pescatori di una volta erano belli muscolosi, non ce Certo. l'hanno fatta. Ok, passa un periodo tra cui avviene anche una bufera abbastanza forte. Cosa succede? Lo stesso busto, gli stessi pescatori lo trovano sulla spiaggia di Levante, Ok, sì. che è quella. Dov'è adesso la... Sì. Sì, un po', loro tipo dove ci sono quelli che vanno dove portano i bambini durante l'estate. Sì, Le colonie. Le colonie, esatto. Praticamente loro. Portavano. Sì, Sì. adesso non esistono più, esatto. Era per il riferimento perché non mi. Beh, se no i casoni. Ecco, No, i casoni, le colonie, sì, sì. E loro però, dopo questa grande tempesta, avevano trovato lo stesso busto in quella zona lì. Ok. Cosa è successo? Hanno detto, va bene, non ce l'abbiamo fatta a mano, una tempesta ce l'ha fatta a spostarlo. Vuol dire che... Prendiamo ed ereggiamo una Ok. chiesa dedicata alla Madonna con questo busto Ok. al suo all'interno. Ok. E da lì, appunto, è stata. Cioè, hanno messo il busto e attorno ci hanno costruito la chiesa. Beh, oggi è lo spartiacque comunque. Sì. Cioè, se io guardo la chiesa, quello che è alla destra è ponente, sinistra è Bravo, levante, bravo, praticamente. bravo. Sì, Esatto, sì, sì. esatto. Cioè, A è sinistra diventata... sorge il sole e a destra tramonta. Esatto, sì, è diventata un simbolo noto, insomma. Cioè Sì. Anche perché poi Caorle ha questa conformazione particolare che ha l'Ivenza che la isola quasi, perché Sì, la sì, parte sì. di ponente è proprio tipo, non ha accessi, ce n'è uno che è quello principale dalla piazza. Chiaro. Sì, è vero. Sulla piazza e Vero. non c'è nient'altro. Vero. E quindi questa storia narrerebbe che da laggiù sia arrivato fino in mare, nel mar Adriatico. Il nostro Veneto. Veneto, sì. Aggiungerei questo aggettivo alla Luca Zaia. Sì, questa denominazione locale. che salutiamo, sicuramente ci starà ascoltando. Sì. Ok, Prego. tengo nota. Io adesso vorrei invece raccontarti di quella volta in cui i prodi guerrieri della Serenissima Repubblica fermarono l'avanzata e la minaccia islamica del tempo nella cosiddetta battaglia di Salamina. Pensavo dicessi la battaglia di Magenta. No, questa è la battaglia di Magenta. Cavalieri. Senza Allora. la battaglia. Scusami, vai. Solo a me viene in mente Aldo Baglio? Non penso proprio. No, esatto. Però mi ricordo che la facevo anche all'asilo. Ma è bella filastrocca. Allora, la battaglia di Salamina fu uno scontro navale avvenuto nell'ottobre del 1571, l'altro ieri, praticamente. Sì. Nel corso della guerra di Cipro, quindi quella era un po' la conquista di quest'isola tra la Grecia e la Turchia, appunto fra le flotte musulmane dell'impero ottomano e quelle cristiane della Lega Santa, però principalmente formate dai valorosi guerrieri della Repubblica di Venezia. Fu una battaglia leggendaria che è passata anche alla storia come appunto quella in cui si ritiene che lo sforzo dei soldati della Serenissima servì a fermare la minaccia dell'avanzata musulmana, un po' come era stato circa 700 anni prima con Carlo Martello, se non ricordo male, che fermò gli arabi i saraceni al tempo a Poitiers,
e fu poi glorificato, la nascita del Sacro Romano Impero, tutto eccetera, la dinastia carolingia di Carlo Magno. L'equivalente della Serenissima sarebbe appunto quello successo nella battaglia di Salamina, in questo scontro epico in cui ci furono veramente tantissime navi e tantissimi uomini coinvolti. Per dirti, parliamo di 7.600 morti da una parte, 7.700 all'altra, 17 navi andate perduti nei fondali. Una battaglia navale, Una quindi. battaglia navale. Andate perduti nei fondali dell'Egeo, tra l'Egeo e l'Adriatico, praticamente. E all'incirca 30.000 uomini feriti o catturati. Quindi per quelle che erano le popolazioni dell'epoca si parlava veramente di uno scontro epocale, che venne poi appunto osannato come una grandissima vittoria della cristianità, fondamentalmente perché c'era questa Lega Santa in cui anche lo Stato Pontificio è andato a dare il suo contributo, un po' per tirare l'acqua al suo mulino, ma fondamentalmente viene sempre vista come una, se non la più grande battaglia navale vittoriosa della Serenissima Repubblica di Venezia. Ok. Figo. Allora, no, esprimo alla fine i miei pensieri. Io ne ho ancora un'altra. Ok, Sai che ne ho ancora un'altra. Sai che ne ho ancora un'altra. Questa storia qua ti sorprenderà invece. Questa è però quello... Bella. La mia seconda nozione, mettiamola così. Se è completamente vera, è veramente bella. Allora, perché a me quelle cose navali mi appassionano, tipo a 12. Ecco, Sì, no, ma io me li immagino così, due generali con la cartina, con... che no. Tipo la scena quella dei Simpson, che c'è l'amico di... come si chiama il nonno? Di Abe, che stanno giocando nella casa di riposo a battaglia navale e ogni coordinata che qualcuno chiama lui fa: hai affondato la mia corazzata. E tutti che scoppiano a ridere. Ma quello che fa ridere è che lo dice per 3 volte di fila. Infatti. Scusate, questo off topic. Allora, questa è la seconda storia che ho in serbo per te. Ok. Te la dico in italiano, però. Ah, ok, esatto, grazie. Stavo appunto per Questa chiederti. sinapsi Stavo per chiederti, ma in croato? No, ok, in serbo, va bene. Questa si svolge proprio a Oderzo. Odercic. Metteci un po' di itch in serbo. Sì, esatto. Ok, bella, mi piace. Si tratta di Teodoro e Caterina. Ok. Sono i protagonisti della nostra storia. Praticamente questi due ragazzi sono... la collocazione storica la mettiamo a fine 1800. Ok. Praticamente sono un giovane cadetto, un giovane soldato ungherese e una giovane veneta che si conoscono visivamente, tipo si vedono dalla finestra di casa uno con l'altro perché abitavano vicini appunto durante la dominazione degli austro-ungarici nei nostri territori, perché, erano qui presenti, però diciamo erano un po' sofferenti i veneti della presenza di queste persone qua, perciò il loro amore non poteva essere corrisposto, non poteva essere accettato da tutti, perché lei, figlia di veneti e anche di un padre, si narra che insorgeva, insomma si lamentava, e lui invece appunto ungherese, che era nei territori che non erano suoi. Ok. Si sentivano solo per corrispondenza, solo per lettera, mai parlati, mai niente, si mandavano delle lettere. Neanche WhatsApp. Non neanche WhatsApp, neanche nei gruppi WhatsApp, neanche su Facebook Pazzesco. Marketplace, niente. E si mandavano queste lettere dove si raccontavano l'amore destra e sinistra, finché a un certo momento sono arrivati a tal punto da dire basta. Cioè, ma erano proprio uno di fronte all'altro? Sì, una casa attaccata all'altra. Cioè, si vedevano, non si parlavano, si scrivevano. Sì, perché i genitori non volevano. Ah, non volevano, ok. Ma comunque le epistole le consegnava un terzo? Di nascosto. Ah, ok. Portate dai serbi, di nascosto. Praticamente cosa succede? Arrivano a tal punto, sai, che l'amore ti porta a fare gesti estremi, no? Follie. Esatto, e dicono, lei gli dice a lui, gli manda su una lettera, gli scrive: ti dico l'appuntamento, questo è il luogo dove dobbiamo trovarci, se non mi rispondi vuol dire che dobbiamo cioè ci vedremo lì, se invece mi rispondi vuol dire che va tutto a monte. Cosa succede? Spariscono questi due qua, le famiglie non li trovano più, e dopo un paio di giorni trovano questi giovani abbracciati, annegati nelle acque del Monticano. Ah. Fu così che si conclude questa storia simil Romeo e Giulietta, no?
Un po' più tragica. Esatto, finisce molto male, ma Beh, appunto- non che Romeo e Giulietta finisca bene in realtà, aspetta. Sì, Sì, ma beh, poi in hanno effetti è detto vero, che ho fatto mente locale. è Romeo e Giulietta di noi altri Esatto. per il nostro podcast. Ah, E diciamo si conclude così questa triste storia della terra veneta. c'è tutto questo scambio, tutto questo amore non corrisposto per finire con un... Li troviamo sul Sì, fondo del Monticano. sì. Mm. Ok. Sì, esatto. No, ok. E addirittura dicono che siano stati trovati da dei mugnai. Vabbè, magari che andavano a prendere l'acqua per il mulino, certo. No, questo potrebbe in effetti portare acqua al tuo mulino a tal proposito Per questa storia. sulla tua verità o sulla tua menzogna. Ma mi esporrò alla fine dopo averti raccontato il mio ultimo fatto Vamos. per testare la tua abilità di riconoscere una bugia o una Sentiamo. verità in mezzo a delle bugie. Vai. Sono ansioso. Allora, cosa ti viene in mente quando ti dico te trovarati quel del formaio un di... È la famosa frase che mi dicono tutti quanti quando verrà la mia ora, insomma, Ok, mi hanno un'incarnata. esatto, perfetto. Portiamolo alla versione italiana. Troverai quello del formaggio, fondamentalmente, esatto. Sono qui a dirti che questo Sono detto preoccupato per come mi stai parlando. non ha nulla a che vedere con i prodotti caseari. Ok. Io ti racconterò adesso, forse, La la vera origine di quel del formaio. No, sentiamo. Tanto per cambiare, ritorniamo ai tempi della Serenissima. Per conciare le pelli, all'epoca, parliamone circa dell'anno 1000, più o meno dall'anno 1000 in poi, si usavano cortecce di rovere. Rovere erano degli alberi che venivano fondamentalmente importati al tempo e venivano usate queste cortecce per conciare le pelli. Dopo averle usate, queste cortecce per fare la lavorazione, venivano lasciate al sole che si asciugassero e come caratteristica praticamente diventavano decisamente dure e compatte. Avevano scoperto però che potevano avere un secondo utilizzo, ossia quello di essere un combustibile praticamente, un buonissimo anzi-accendifuoco, quindi un qualcosa per far partire il fuoco, per scaldarsi. La pelle essiccata? No, le cortecce di rovere che venivano usate, Scusami. le cortecce di rovere venivano usate per conciare le pelli. Una volta conciate le pelli, non chiedermi come funziona la conciatura, sono Ok, sincero, va bene. e venivano, spiegano appunto che venivano lasciate asciugare al sole e dopo diventavano così secche e così dure che erano difficili da rompere, però avevano scoperto che dandogli il fuoco diventavano un buonissimo combustibile. Diavolina. Perfetto, esatto, il concetto è quello, diavolina per accendere il fuoco. All'epoca il riscaldamento domestico non è che era chissà che diffuso, quindi serviva un qualcosa per aiutare a scaldarsi. Praticamente queste cortecce di rovere che rimanevano venivano chiamate in dialetto veneziano formagee. Formagee. Sì, ok. E come ti ho detto prima, dopo che venivano lasciate a essiccare al sole, diventavano durissime e compatte. Quindi serviva un omone per poterle ridurre in brandelli per fare la diavolina, come dicevi te. Che trip. Di conseguenza, augurare a qualcuno di trovare quel del formaio, quindi questo omone che ti batte perché ha una forza sovrumana, deriva dal fatto che questo omone aveva questa forza incredibile per poter spaccare queste cortecce di rovere che sono rimaste a essiccare, dette formagee. Di conseguenza, quel del formaio è stata una storpiatura, un adattamento per ricollocarsi a questo evento. Non ha nulla a che vedere con il prodotto caseario, fondamentalmente. Le formaie. Le formaie erano questo. Allora, mi hai intrippato tutto quanto perché è molto complicato il ragionamento, però ha del serio. Anche la confraternita dei Bigoi in salsa Ha del serio. ha tutto il suo... Dopo lo potrai andare a cercare, troverai gli stendardi, troverai i gagliardetti, troverai tutta la loro più che trentennale attività. Ok. Per comunque non dimenticare anche la gloriosa battaglia di Salamina. Ok.
Allora, facciamo le conclusioni. Dobbiamo giungere a un verdetto. Oh, io ti dico Lo la faranno mia. anche gli ascoltatori. Sicuramente. Saranno già. Forse si saranno anche già documentati nel mentre per scoprire dove abbiamo menzognato. Sì, ha cercato già, vero, vero. Allora, io ti dico, la prima mi puzza perché i bigo in salsa secondo me sono stati inventati più recentemente di quanto possa esistere una confraternita da così tanti anni. Beh, la confraternita ha 30 anni, eh. La, Ha ri- la solo 30 ricetta, anni. la ricetta ha 400 anni. La confraternita è nata una trentina di anni fa. Però da 400 anni che esiste la pasta? Dal 1600? L'aveva importata dagli arabi. Quindi i primi contatti con i saraceni risalgono al 600-700 d.C. Ok. Poi la seconda mi puzza perché mi fa ridere il fatto che sia la battaglia dei Salamini. No, Salamina. Sì, ok. Ok. È una località dell'Egeo. E siamo contro i musulmani che il salame non lo mangiano. Ok. Questo fatto Ti concedo che suona strano. Ti concedo del fatto che suona strano. È un po' una perculata, ma Salamina potrai andare a verificare. È una località dell'Egeo. Mentre l'ultima, che riguarda quel del formaggio, non trovo il nesso storico, il nesso logico tra l'omone grande che lo deve spaccare, che magari bastava un'ascia o una mazza, con... Non penso che li spaccasse sulle ginocchia. Sì. Questo sì. Era coadiuvato da qualche strumento, Sì. però... E poi il discorso della formagliea legato a un oggetto molto duro. Ok. Mi Ah, ok, mancherebbe dici, quel nesso lì. ok, sì, anche questo è vero, stona. Ok. Ho voluto trovare tre cose che, Ok, che ci mi sta. fanno Ci sta, ci storgere sta, il ci naso. sta. Però mi viene da dire che l'unica vera tua è quella della formaggella. È la tua risposta Sì, definitiva? mi sono buttato a capofitto e non cambio. Adesso vedo se riuscirò a trovare l'audio da chi vuole essere milionario. Mettiamo sotto. Fai prima il ragionamento, dopo Ok, esprimiamo il perfetto. verdetto. Vai. Allora, tu mi hai raccontato due storie. Una di una statua in marmo conficcata in fondo a Livenza che poi è apparsa. Praticamente è uscita da Livenza, ha fatto sosta al Vela e è arrivata Dall'altra parte delle cose. è arrivata dall'altra parte durante una tempesta. E poi mi hai narrato di due amanti, come si dice, platonici, perché alla Sì, fine non hanno mai sì, perché avuto in realtà veramente questo no. contatto di parola, che poi sono misteriosamente stati trovati annegati. Abbracciati. Abbracciati, tra l'altro, abbracciati. Allora, molto fluviali come storie, entrambe. È vero. Non E avevo pensato al denominatore comune del fiume. mi fa riflettere, ma probabilmente anche in entrambe c'è stata una tempesta, cioè magari questi due amanti si sono trovati e colti da una tempesta, si sono gettati, sono scivolati, lei è caduta e lui ha provato a salvarla, viceversa. E mi fa strano anche il fatto di questa statua ritrovata. Adesso perché non so se all'epoca c'era la scogliera lì o è stata costruita dopo, magari era un normale fondale sabbioso, ma come avevano avuto difficoltà a tirarla fuori prima, Il fondo del Livenza è fangoso, attenzione. come hanno fatto dopo a recuperarla di nuovo e a ergerla in piedi? Prima era nel fango, dopo era nella Ma sabbia. e al tempo stesso come hanno fatto anche a farla? A parte esatto. che per carità hanno fatto le piramidi 4.000 anni fa. Magari era una statua dei Romani risorta da... Ma una statua dei Romani della Madonna dubito, visto che erano pagani. Dopo. Quindi potresti già un po' tradirti. No, non lo so da dove derivava la statua, sinceramente, perché me l'hai posto a te questa domanda. Però è anche vero che non è la prima storia di una statua nei fondali. Adesso ho avuto la fortuna di andare a visitare le Tremiti, ve le consiglio, molto molto belle. E vi porteranno su un punto tra le isole in cui vi diranno: buon, adesso buttatevi in acqua, se avete gli occhialini metteteli e vedrete sul fondale la statua di Padre Pio. E effettivamente sul fondale c'è una statua di Padre Pio. Adesso non so quanto profondo sia il mare lì, però effettivamente c'è una statua inabissata, tra l'altro di Padre Pio, quindi molto più recente della tua storia. Non è comunque la prima volta, voglio dire, che un oggetto del genere va a conficcarsi in un fondale, e lo vedo quasi più plausibile a una coppia di persone che viene ritrovata abbracciata assieme
sotto a un fondale, perché tra correnti e altro, cioè, o ti ci buttano legato, ma quelli sono Ok. metodi un po'... Andiamo sul CSI di eh, Risk di Parma. no, a parte quello, sono metodi un po', come posso dire, da Al Capone. Ok. Sì, nel senso, quindi, ok, così può essere, ma qui non mi sembra quel tipo di storia. Non penso neanche se qualcuno li ha visti ha pensato bene di farli fuori. Quindi, secondo me, la tua verità è quella della Madonna che poi è arrivata dove hanno eretto la chiesa. Ok. Devo dire... O lo dici tu? Mi esibisco io dicendoti Vai. che, bravo, Ah, quella era la mia storia vera. Bene, bene. Sono un campione. Quella era la mia storia vera e off camera ti racconto cosa ho cambiato delle altre due storie, perché anche le altre due comunque sono vere. Ok. Ho solo cambiato alcuni particolari. Io invece devo dire che hai beccato quella falsa. No! La storia di Oderzo dei due amanti è proprio vera. La storia è proprio vera, ma va, e su Sì. che punto allora? Eh, Non si sa. È tutta vera. No, ok, ma in che punto qua? Ah, non so su che punto esattamente, però parla del 1860, quando c'erano sta coppia qui. Si Ah, ok. chiamava Vincenzo Finkin. Lei Francesca Vincenzi. Adesso ve lo dico con più precisione, perché ho i dati sotto mano, se il computer mi può aiutare. Il computer non vuole aiutare in questo momento. Comunque è una coppia di amanti, lui è figlio di un generale, i tedeschi e ungheresi non potevano unirsi ovviamente ai veneti, anche perché lei era figlia di un farmacista che aveva fatto un'insurrezione contro di loro. Ok. E vivevano veramente di fronte uno all'altro, parlavano per corrispondenza, solo che nell'ultima lettera dove sarebbero dovuti trovare, lei gli aveva chiesto a lui di ammazzarla una volta che si erano baciati, insomma, dopo che avevano consumato, e che così non c'erano dubbi, nel senso che magari lei si era suicidata, era morta e finita là, e nessuno dei due aveva problemi. In realtà hanno deciso di suicidarsi, non si sa il vero motivo, probabilmente per questo amore, e si dice che dove erano morti lui aveva piantato la sua spada e c'era una cornice di fiori messa da lei, quindi tipo per dire ci siamo uniti, però abbiamo voluto suicidarci. Chiuderla qui. Bello. L'altra invece era una leggenda, però l'ho falsificata. Hai cambiato qualcosa? Ok, bravo. Sei Grazie. stato un buon lupo. Grazie, per la prima volta vinco questo gioco qua. La prima volta, giuro. Bene, sono contento. Bene. Speriamo che anche voi abbiate azzeccato. O che comunque vi sia piaciuto Sì. questo storytelling veneto. Assolutamente. Se l'avete scritto prima nei commenti meglio. Bravissimi, se avete azzeccato a puntata in corso. Esatto, che così abbiamo le prove vere e proprie. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo Al prossimo episodio. Ciao ragazzi.